Intanto, per alzata di mano, chi è che può dire di sapere chi è Don Milani bene? Bene, insomma, di aver essere ben orientato. Bene è sempre un concetto molto ampio e Diciamo soggettivo. che se uno chiede Don Milani saprei rispondere. Chi è che per alzata di mano Perché poi bisogna quantificare bene. Appunto. No, era da dire, se io ti facessi la domanda, mi spieghi chi è Don Milani, cioè dimmi chi è Don Milani, se saresti in grado di rispondere oppure no. Posso dirti un educatore, un formatore di una scuola? Mi permetto di leggerla perché è davvero un insegnamento forte fatto da un priore che dopo aver dedicato la vita ai suoi ragazzi sta morendo e lui ha coscienza di questo, no? Dice: cara Nadia, da qualche tempo ho rinunciato a rispondere alla posta e ho incaricato i ragazzi di farlo per me. Arriva troppa posta e troppe visite e io sto piuttosto male. Le forze che mi restano preferisco spenderle per i miei figlioli che per i figlioli degli altri. Oggi però la Carla, 14 anni, arrivata alla tua lettera e dopo averti risposto lei con la lettera che ti accludo, mi ha avvertito che ti meriteresti una risposta un po' migliore. Ti dispiacerà che io faccia leggere la posta ai ragazzi, ma dovresti pensare che a loro fa bene. Sono poveri figlioli di montagna da 12 e 16 anni. E poi, te l'ho detto, io vivo per loro. Tutti gli altri sono solo strumenti per far funzionare la nostra scuola. Anche le lettere ai cappellani e ai giudici sono episodi della nostra vita e servono solo per insegnare ai miei ragazzi l'arte dello scrivere, cioè di esprimerci, cioè di amare il prossimo, cioè di fare scuola. Porto a casa l'importanza di fare una cosa molto grande in un contesto locale. Soprattutto la ricerca di senso e del perché delle cose, del sapere, del fatto che lui avesse la capacità di essere rapiti da un progetto e l'idea per cui si può trasformare un destino in destinazione. Mi trovo arricchito del fatto che una parte, una radice molto importante della CISL è nata qui, si è sviluppata qui. Effettivamente cosa c'è di più sindacale del dire che la conoscenza, il sapere e la consapevolezza dei propri diritti libera la persona. Quindi credo che tutti noi oggi torniamo a casa con... Tre cose di Don Milani. Il primo, Don Milani, educatore, l'impegno a far crescere le persone, dare strumenti perché arricchiscano la propria conoscenza. Il secondo aspetto è Don Milani, animatore del cambiamento, che stimolava i suoi ragazzi, la comunità in cui era, a prendere in mano i problemi e affrontarli, prepararsi, studiare e affrontare i problemi. E il terzo è Don Milani, profeta, che ha intuito che per tutelare, aiutare, salvaguardare le persone più deboli, gli oppressi, come li chiamava lui, bisogna dargli gli strumenti perché si risollevino da soli dalla loro oppressione. Queste sono tre lezioni importanti che secondo me il sindacato può trarre dalla storia di Don Lorenzo Milani.